Buongiorno mister, le chiedo quale può essere la chiave tattica della gara di domani contro la Roma e più in generale che partita sarà secondo lei? Grazie. Ma una partita contro una squadra che secondo me gioca uno dei miglior calci in Italia, miglior calcio in Italia, quindi dovremo stare molto attenti, sono molto bravi nelle ripartenze perché hanno giocatori di grande gamba, quindi dovremo essere molto bravi a fare bene le preventive con i nostri difensori, con i nostri centrocampisti, cercare di sbagliare poco per non dare a loro la libertà di ripartire in contropiede. Giovanni Guardalà, Sky Sport. Sì, buongiorno. Intanto se può fare il punto su Dybala e Ramsey, la domanda invece riguarda le prestazioni della Juventus, cosa le sta piacendo di più in questo periodo, diciamo dal post San Siro in campionato a ora e dove invece ancora pretende qualcosa in più? Ma siamo migliorati molto sull'aspetto mentale, sicuramente la sconfitta di San Siro ci ha aiutato a far capire che bisogna essere sempre concentrati, avere grande motivazione ogni partita, nonostante gli impegni ravvicinati, e quindi quello ci ha dato là a pensare che se non siamo al top è difficile poi giocare contro tutti, però stiamo migliorando su tutti gli aspetti, nei posizionamenti in campo, nel curare molto bene anche la fase delle transizioni dell'altra squadra, quindi su quello stiamo migliorando tanto. Si può sempre migliorare. Purtroppo abbiamo poco tempo per allenarci e per vedere le cose anche che facciamo male durante le partite, però facendo qualche video in più riusciamo magari a fare qualcosa. Per quanto riguarda gli infortunati, Dybala è ancora a parte, Ramsey ha fatto qualcosa con noi, però non sono ancora a disposizione. Emanuele Gamba, La Repubblica. Buongiorno Andrea, volevo chiederti, ripensando alla partita dell'andata, di fatto la seconda di campionato, la prima importante, se è cambiato qualcosa nelle tue convinzioni, nel tuo modo di pensare, di lavorare sulla squadra e sulle partite, e quanto la vedi diversa la Juve di oggi rispetto a quella, diciamolo, che ha cominciato il campionato. Sì, no, stavo parlando proprio prima con gli altri miei collaboratori riguardando proprio la partita dell'andata. Abbiamo visto che non mandavamo a saltare McKennie sui calci d'angolo, facevamo battere Kulusevski i calci piazzati, e quindi non conoscendo bene i giocatori non potevamo ancora sapere dove metterli e cosa fosse per loro meglio fare durante la partita. Infatti poi abbiamo scoperto che Kulusevski non è un grandissimo calciatore di calci d'angolo, che McKennie è molto bravo ad andare a saltare, quindi se non hai avuto partite amichevoli per scoprire queste cose, poi le devi provare anche durante la partita. Quindi già vedendo la partita dell'andata qualcosa si vede che è cambiato. Hussein, Bein Sport. Buongiorno mister, dopo le ultime partite possiamo parlare della Juve che vuole Andrea Pirlo o gli manca qualcosa ancora della Juve ideale? Ma no, manca sempre qualcosa, è difficile trovare la perfezione. Un allenatore vorrebbe avere già da subito in testa la Juve perfetta e la squadra perfetta, però quello è difficile. Cerchiamo di lavorare per migliorarci partita dopo partita, lo stiamo facendo, soprattutto come siamo messi in campo, siamo molto più equilibrati, abbiamo trovato il nostro modo di giocare con certi posizionamenti ben definiti, movimento degli esterni, dei difensori, che a volte si può costruire a 3, a volte si può costruire a 4, quindi quello viene pian piano giocando le partite e cercando di allenarsi il più possibile, però è difficile trovare la perfezione, speriamo di trovarla presto. Sergio Baldini, Tutto Sport. Buongiorno mister, volevo chiederle a proposito dei riflettori da quasi 20 anni, di lui si sa tutto, però allenandolo tutti i giorni, vivendo con lui tutti i giorni, c'è qualcosa che ha scoperto, che l'ha colpita della persona e magari anche del calciatore, qualcosa che proprio si vede solo in allenamento? Grazie. Scusa, non ho capito, era di Ronaldo? Sì, di Ronaldo. No, sapevo del professionista, sapevo del calciatore, però vederlo allenare tutti i giorni è stata una sorpresa perché
ha ancora grande passione, si diverte, quindi questa è la cosa principale quando arrivi a giocare a calcio a 36 anni, hai vinto tutto, hai stravinto tutto, hai battuto tutti i record, quindi se hai ancora questa voglia, questa motivazione, vuol dire che sei veramente un eroe. E ce l'ha lui, ce l'ha Buffon, ce l'hanno Chiellini, Bonucci, nonostante l'età hanno ancora questa passione che li porta avanti e li portano ad ambire sempre a vincere trofei. Stefano Tallia, Rai. Sì, buongiorno. E, ancora andando avanti sul raffronto con la partita dell'andata, allora appunto era una squadra in costruzione quella che giocò a Roma, che aveva ancora molte cose da definire, ma quali sono i margini che voi avete, che lei vede nella sua squadra? Possiamo dire che la Juve ha raggiunto un 70, un 80% del suo massimo? Qual è la valutazione che lei dà? Ma sì, siamo 70-80% perché finalmente adesso abbiamo quasi la rosa a disposizione, sono rientrati quasi tutti i difensori, quindi ho anche la possibilità di scegliere di partita in partita in base alle esigenze, a quello che possono mettere in campo le altre squadre. Quindi già questa per la mia scelta è una cosa molto importante, perché magari anche già all'inizio, vedendo la partita dell'andata, non avevamo a disposizione Alexandro, ho fatto giocare Quadrado a sinistra come prova, perché non conoscendoli era stata una prova e quindi non era andata benissimo, e quindi già da lì le cose riesci poi a sistemarle. Filippo Bonsignore, Corriere dello Sport. Buongiorno mister, le chiedo quale messaggio ha lanciato la sua squadra con queste 5 vittorie consecutive che sono venute dopo la sconfitta di San Siro? Grazie. Ma no, nessun messaggio, un messaggio per noi stessi, perché ho sempre detto che dobbiamo guardare in casa nostra, alle nostre prestazioni, alle nostre partite, quindi di vittoria in vittoria andiamo avanti, ci carichiamo di adrenalina, perché quella non deve mai mancare. L'ambizione di voler vincere è fondamentale per un gruppo così importante, e quello l'abbiamo riscoperto solo dopo le sconfitte che abbiamo avuto sia con Fiorentina che con Inter. Quindi da lì si riparte con grande determinazione, perché se si vuol vincere l'ambizione non deve mai mancare. Fabiana Della Valle, Gazzetta dello Sport. Buongiorno, a proposito di difensori hai detto appunto che ce li hai tutti a disposizione, dobbiamo aspettarci quindi un turnover massiccio come hai fatto contro l'Inter, e soprattutto questa squadra può permettersi quindi di cambiare magari tanti giocatori e mantenere comunque l'equilibrio adesso? Sì, no, ce lo possiamo permettere, perché ho 4 centrali che possono giocare qualsiasi tipo di partita, 3-4 terzini che possono giocare in qualsiasi partita, quindi ho la fortuna di poter scegliere, come ho detto prima, in base all'avversario. Adesso stanno tutti bene, hanno recuperato tutti, e quindi per mia fortuna adesso ho ampia scelta. Giorgio Musso, calciomercato.it. Salve mister, volevo chiederle cosa può cambiare per la Juve, anche a livello tattico, la presenza o meno di Dzeko in campo nella Roma. Grazie. Ma no, per noi non cambia niente, perché se non giocherà Dzeko giocherà il Majoral, che è un ottimo giocatore, un giocatore di grande prospettiva, sta facendo molto bene, quindi in queste partite non l'ha fatto rimpiangere. Sicuramente Dzeko è un grandissimo giocatore, però per il loro tipo di gioco non cambierà poco. Nicola Gallo, Videogruppo. Buongiorno mister, volevo proprio fare una domanda sui difensori e su Dzeko. Allora le chiedo, visto le prestazioni di altissimo livello che stanno sfoderando tutte e due, se Chiellini e De Ligt sono giocatori che possono essere visti assieme, o se al momento non è ancora giunto l'attimo giusto, e appunto se un attaccante o un altro può cambiare nelle sue scelte anche di tutti questi centrali che ha a disposizione. Sì, no, ma possono giocare insieme sia Chiellini De Ligt sia Bonucci Demiral. Le coppie non sono prestabilite, sono in base a quello che vogliamo proporre in campo, in base all'avversario, in base a come stanno anche fisicamente, quindi non ho nessun problema da metterli insieme uno con l'altro, perché sono 4 giocatori di grandissimo livello che possono coesistere tra di loro, e quindi questo è un grande punto di vantaggio.
Enzo Olivera, Tele 12, Tunnel. Ciao mister, mi senti? Mi senti bene? Scusi per me italiano, sono giornalista uruguaiano qui all'Italia e corrispondente per la televisione dell'Uruguay. Vorrei conoscere la tua opinione della sua evoluzione che Bentancur ha avuto in Juventus con te. È arrivato giovanissimo, ma non ha giocato nella prima divisione uruguaiana, dal Boca Junior diretto alla Juve. Che ruolo ha nella tua squadra oggi Bentancur? Grazie mille. Ma è un ruolo importante. Ha iniziato la stagione un po' sottotono, ma aveva fatto tante partite l'anno scorso, quindi non aveva avuto tempo per rifiatare perché aveva tirato la carretta per gli ultimi mesi di continuo, giocando tante partite ravvicinate, quindi quando si è presentato nel ritiro era ancora un po' affaticato sia fisicamente che mentalmente. Ha avuto bisogno di un po' di partite per riprendere la condizione. Adesso abbiamo ritrovato il Bentancur che conoscevamo. Gianluca De Nino, La Stampa. Buongiorno mister, volevo chiederle se inizia a temere che magari l'aver giocato 10 partite in un mese, che credo sia abbastanza un record per il calcio moderno, e in previsione anche di questo tour de force, Roma, Inter, Napoli, Porto eccetera, quanto la fatica possa iniziare a influenzare, quanto, come dire, già con l'Inter si era visto, il turnover può trovare delle soluzioni, quindi quanto turnover ci si aspetterà anche domani sera? Grazie mille. Ma tante partite ravvicinate le hanno avute anche le altre, noi ne abbiamo avute una o due in più perché abbiamo fatto la Supercoppa e la semifinale d'andata con l'Inter, però è normale con un calendario così compresso, con tante partite. Noi abbiamo la fortuna di avere una rosa ampia con giocatori di livello, quindi il turnover può essere una grande soluzione. L'abbiamo fatto l'altra sera, lo faremo domani perché ho la possibilità di scegliere, quindi questo mi fa star sereno. Paolo Tomaselli, Corriere della Sera. Andrea, buongiorno. Volevo chiederti, siccome tu stesso hai posto l'accento sulla svolta mentale anche dopo la sconfitta di San Siro con l'Inter, volevo chiederti in particolare che tasti hai toccato, se quello dell'orgoglio. Volevo chiederti anche se ti sei arrabbiato, se sei un allenatore che magari ha anche momenti di rabbia, non dico alla Conte, quelli che spesso hai raccontato tu in passato, ma volevo chiederti insomma se hai usato anche toni forti per creare questa svolta mentale. Sì, quando si perde mi arrabbio anch'io, quindi è normale che a volte puoi andare a toccare certi tasti. Sì, abbiamo parlato dopo quella sconfitta perché non eravamo stati noi, però l'ho già detto, fortunatamente c'era una finale da giocare dopo 3 giorni, quindi è stato più facile anche per me andare a toccare certi tasti all'interno del gruppo. Da lì siamo ripartiti perché volevamo alzare il primo trofeo, l'abbiamo fatto giocando una grande partita e ci ha dato grande consapevolezza di squadra, sapendo che se non giochiamo tutti di squadra i risultati faticano ad arrivare. Se c'è il sacrificio di tutti e la voglia di raggiungere il risultato fino all'ultimo secondo, allora diventiamo e torniamo forti come una volta. Fabrizio Ferrero, Mediaset. Buongiorno mister, volevo tornare su uno degli eroi che ha citato, in particolare Giorgio Chiellini. È tornato e la squadra ha ritrovato solidità difensiva. Il fatto che abbiate subito un gol in queste 5 partite che avete vinto penso per lei sia fondamentale, sia uno dei segni più importanti, sulle cose su cui ha puntato di più. E quindi quanto conta uno come Chiellini, che forse incide non solo da un punto di vista tecnico ma anche su quell'aspetto mentale di cui parlava. Forse lui può dare quel qualcosa in più anche dal punto di vista psicologico. Sì, no, lui aiuta tantissimo sull'aspetto mentale perché è uno abituato a vincere, sa cosa vuol dire raggiungere le vittorie con il sacrificio, stringere i denti, lottare fino all'ultimo minuto, ma quello è un po' lo spirito che ha sempre avuto la Juventus e che non deve mai mancare. L'abbiamo ritrovato fresco perché si era riposato per la prima parte di stagione, quindi anche per questo adesso abbiamo in lui una grande risorsa. Antonio Paolino, Radio Bianconero. Ciao mister, si parla poco di Roma, occupa però il 3° posto in classifica, per la Juventus potrebbe rappresentare una vittoria al sorpasso appunto ai danni dei giallorossi. Ti chiedo qual è stato il tuo punto di osservazione nel preparare questa partita dal punto di vista tattico, cioè in cosa hai preparato questa gara magari con qualcosa di particolare? Grazie.
Sì, no, l'ho detto prima che secondo me la Roma è una di quelle squadre che gioca meglio, è un calcio molto fluido con tante rotazioni dei centrocampisti, giocatori sempre in movimento, molto bravi ad attaccare lo spazio senza palla, soprattutto con i tre quarti, quindi dovremo fare una partita molto attenta, cercando di non perdere palle sanguinose in mezzo al campo, perché da lì loro partono in contropiede, che è la loro dote migliore secondo me, perché hanno giocatori di gamba pronti a ripartire, giocatori che attaccano bene lo spazio, quindi quello sarà il tema della partita su cui abbiamo lavorato. Chiudiamo con Alberto Mauro, Il Messaggero. Buongiorno mister, volevo chiederle, per quel che ho avuto modo di vedere fino adesso, lei ritiene che per la corsa a scudetto è più attrezzata e più completa l'Inter o il Milan, e poi oltre alla Juventus secondo lei c'è qualche altra squadra che può rientrare in corsa, come ad esempio la Roma? Grazie. Sì, no, sono tutte attrezzate, sia il Milan che l'Inter, ma la stessa Roma, c'è il Napoli, c'è l'Atalanta. Abbiamo detto quest'anno è un campionato particolare perché ci sono tanti impegni e ci sono tante squadre che possono ambire a vincere lo scudetto. Noi siamo una di queste, ma la Roma anche, perché nonostante ha avuto qualche problema qualche settimana fa, si è ripresa subito e è lì ancora a lottare. Ha avuto tante critiche l'allenatore, ma in questi 2 anni ha dimostrato di essere veramente bravo. Io ho avuto la fortuna di andarlo a conoscere l'anno scorso, so come lavora e quindi ho grande stima verso di lui. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie.